Pieve di Soligo, capitale italiana della cultura per il 2021. Questo è l'obiettivo del paese di Andrea Zanzotto, del senatore Francesco Fabbri, fondatore di Ascopiave, e del beato Giuseppe Toniolo, ideatore della cooperazione economica e sociale. Un percorso iniziato con la presentazione nella biblioteca pubblica a pochi mesi dall'inaugurazione del nuovo municipio con il ritorno della casa comunale sulla piazza principale e che terminerà il 2 marzo con la consegna dei documenti al Ministero per i beni culturali. In realtà il primo passo è già stato fatto il 19 dicembre scorso con la presentazione della manifestazione di interesse al bando, che per specificità sembra quasi fatto su misura per il paese sul Soligo. Quest'anno il bando declina la cultura come cooperazione. In questa area è vissuto Giuseppe Toniolo, economista. Ecco perché la realtà della latteria di Soligo è anche un esempio culturale di cooperazione che continua a funzionare e per questo può essere meta per turisti e studiosi. Accanto a questo esempio Pieve mette sul piatto anche due importanti anniversari di forte impatto culturale. I centenari sono quelli di Francesco Fabbri e di Andrea Zanzotto, centenari dalla nascita, che vogliamo ricordare. L'amministrazione comunale raccoglierà, patrocinerà queste iniziative e le aggiungerà a un programma che già si sta presentando molto ampio, visto i contributi dei vari comuni. Già, perché l'altra particolarità di questa candidatura è che con Pieve di Soligo ci saranno i 29 comuni del quartiere del Piave, per una sorta di capitale UNESCO diffusa tra tutte le colline del Prosecco. È di un territorio dei 29 comuni conferenti all'IPA, di cui Pieve di Soligo è l'ente capofila, e abbiamo deciso di presentare questa candidatura proprio perché sia una candidatura d'area. 43 i concorrenti per Pieve e le colline UNESCO, anche se la vera sfida sarà sconfiggere i campanilismi. Se noi continueremo a lavorare come singole amministrazioni, come singoli paesi, non otterremo niente. Se inizieremo a ragionare come territorio unito, di sicuro raggiungeremo grandi risultati con grandi ricadute anche economiche per le nostre comunità e per i nostri cittadini.